Nicolare Grottaglia, intanto un'accoglienza così, 300 persone sugli spalti dell'Esteneto, te lo aspettavi? Ah, bellissimo, un'accoglienza calorosa, con molto affetto, ma non avevo dubbi perché io conosco il popolo siciliano, conosco perché sono stato 3 anni in Sicilia, conosco la loro ospitalità, il loro cuore, quindi non avevo dubbi, ma nello stesso tempo ovviamente i tifosi pretendono anche, no, l'eccellenza, la professionalità e noi cercheremo di dare quello. Io quello che non ho non posso dare, ma quello che ho do. È la mia esperienza, il mio impegno massimo, i miei sacrifici, la mia determinazione. E la squadra avrà questo tipo di caratteristiche, una squadra che non mollerà mai, una squadra che fino alla fine non smetterà mai di credere nel risultato e cercherà anche di fare un calcio piacevole, quindi questo è il mio obiettivo, il mio ideale. Ovviamente non facciamo nessun proclamo, noi vogliamo rimanere in Lega Pro, fare un anno di transizione fatto bene dove possiamo mettere le basi per gli anni prossimi, perché il Presidente ha delle ambizioni e quindi questo sarà un anno dove metteremo delle basi. Senti, per quanto riguarda invece i giocatori, qualcuno lo hai chiesto tu, poi per il resto sono tutti da scoprire. In conferenza stampa hai detto quelli dello scorso anno non li conosco. No, sono sincero, io non conosco neanche proprio un giocatore della Lega Pro, quindi quando mi chiamavano, perché è stato così veloce questa scelta, non ho avuto neanche il tempo di pensare a nulla. Quindi arriverò con la massima, anzi forse è meglio perché non ho nessun pregiudizio, io quello che vedrò poi giudicherò dal vivo e farò giocare chi credo in quel momento sia idoneo per fare determinate cose nel calcio. Quindi da questo punto di vista non mi preoccupa, però stiamo cercando piano piano di conoscere alcuni giocatori, di chiedere in giro. Le referenze a volte i consiglieri aiutano, quindi anche persone amiche nel calcio ti possono dare una mano. Cosa ti ha lasciato l'esperienza negli allievi del Bari? È stato un bellissimo anno dove alla fine ho capito innanzitutto il cambio giocatore-allenatore, che è completamente diverso, sono due mondi completamente diversi, quindi bisogna farlo subito per poter, no, capire quali sono le dinamiche. E alla fine sono rimasto molto contento perché ho visto il frutto del lavoro, quindi il lavoro si ottiene nel tempo. Con i ragazzini avevamo iniziato con molte difficoltà e molto probabilmente inizieremo anche quest'anno con un po' di difficoltà. Quindi chiedo solo alla gente, ai tifosi, di avere pazienza, senza giudicare subito al primo mese o al secondo mese, ma avere pazienza perché alla lunga il lavoro paga. Senti, a proposito della squadra allievi del Bari, c'era un giocatore che è originario da Agrigentino, Alfano, immagino che lo conosci. Sì, l'ho avuto io, Filippo, è stato veramente è piacevole allenarlo perché è un ragazzo serio, si è sempre impegnato, ha fatto anche dei progressi a livello umano e a livello calcistico, quindi sono stato molto onorato di poterlo allenare e gli auguro veramente tanta buona carriera, che possa coronare i sogni che ha nel cuore e io sarei l'allenatore più felice nel sapere che lui arrivi a giocare ad alti livelli. L'ultima domanda e ti lascio, intanto benvenuto ad Agrigento, poi per quanto riguarda il tuo amico Ciro Capuano, non voglio che scavalchi chiaramente la dirigenza, ma l'accordo ormai è fatto. Penso di sì, Ciro ha sposato appieno questo progetto perché lui sa quelle che sono le mie idee, quello che è la mia visione di calcio e di vita soprattutto, non di calcio. Io il calcio non lo considero solo uno sport, ma un laboratorio dove tu puoi estrapolare un sacco di valore e puoi lanciare dei messaggi importanti per i giovani. Quindi lui sa che io punto su quello e sicuramente a fine carriera ha deciso di fare una scelta importante, si è rimesso in gioco e vuole dare una mano all'Agragas con la sua esperienza per poter fare un bel campionato.